dalle lacrime di molti, il potere di una. Se con i miei stessi occhi non l'avessi veduto, se da altri avessi udito ciò che adesso voi da me ascolterete, avrei ritenuto folle e bugiarda la bocca capace di esprimere un tale orribile avvenimento. Mi chiamo Achias, figlio di Eurito della famiglia dei Cleombroti, e il mio nome si è sollevato sopra quello degli altri spartiati durante la nostra rigida educazione al lago Ghe, per essere poi pronunciato con timore durante la mia partecipazione alle spedizioni della Cripteia, glorificandosi infine nel corso della battaglia di Platea, nella quale Sparta, Atene, Megara e Corinto fecero fronte comune per contrastare l'avanzata dell'ignominioso persiano Serse. Ed è su tale illustre nome che appongo solenne giuramento, affermando che i fatti che da me apprenderete sono veri, per quanto mostruosi e sconvolgenti. Seppur reduce da tanti scontri, il mio cuore, che ha sempre battuto al ritmo dei tamburi di guerra, ha anche suonato la tetra melodia della paura, l'infausto e memorabile giorno in cui fui mandato, insieme ad altri compagni, nella piccola e orribile agorà dove dimora ciò che l'occhio mai dovrebbe scorgere e che mente umana mai potrebbe concepire, se non al costo di un'atroce e insanabile follia. Le mie membra non vacillarono mai sotto la frusta dei mastigofori, né provai alcun sentimento quando uccidevo gli iloti secondo le regole degli efori, e la mia mano sempre fu salda mentre facevo strage dell'esercito di Mardonio. Eppure, la volta in cui mi approssimai all'isola dove si concluse la mia vita da spartano, conobbi l'acre sentimento che la gente chiama panico, e che mai, prima di quel momento, avevo davvero assaggiato. Ma questo vecchio guerriero, con più acciacchi che ricordi e più peli bianchi che cicatrici, non prova alcun moto di vergogna nell'ammettere il proprio sgomento durante quella strana missione, poiché se uno spartano non teme né uomini né morte, non c'è al mondo persona alla quale la chioma non si imbianchi di fronte alle ombre dell'ignoto. Da anni ormai i perieci facevano giungere a Sparta le voci più strane e impensabili riguardo a oscuri accadimenti che si manifestavano in quella porzione di costa incastrata fra il golfo di Messenia e quello della Laconia, proprio dove, secondo i miti, Ade stesso avrebbe la sua residenza e lo si vedrebbe vagare all'imboccatura delle grotte in certi giorni di burrasca. Non stupisce che un luogo così chiacchierato fosse divenuto un terreno fertile per nuove spaventose dicerie, ma esse si fecero a tal punto insistenti e pregne di raccapriccianti dettagli che, infine, persino gli onorabili vegliardi che componevano la gherusia vi prestarono attenzione, disponendo che un drappello di soldati andasse a verificare in quei luoghi in modo da capire una volta per sempre se tali fatti fossero favole blasfeme o terribili verità. Fu così che io e altri 20 soldati di indubitabile valore e fedelissimi ai sacri precetti della nostra polis ci facemmo carico di tale onere. Rammento ancora le battute di spirito e le canzoni smargiasse che componemmo la mattina in cui muovemmo verso sud, forti del nostro allenamento e della nostra esperienza in battaglia, persuasi che quella sarebbe stata null'altro che una piacevole escursione durante la quale avremmo potuto spassarcela con le figlie dei pescatori dei villaggi costieri, notoriamente non molto affezionate alla propria purezza e ben disposte a scambiarla con qualche obolo. Più ci spingevamo verso la punta della penisola e più la nostra lussuria e la nostra smania di far baldoria si smorzavano, sostituite da un sentimento grave e flaccido che ci avvolgeva a poco, tanto discretamente che, quando ce ne rendemmo pienamente conto, già ne eravamo preda come mosche in una tela di ragno. Il cambiamento era stato graduale e quasi impercettibile, ma infine anche il più ottuso del nostro gruppo se ne avvide. Non era qualcosa che si potesse vedere o chiaramente percepire con i sensi, ma un'espressione che appesantiva la mente ed estingueva ogni slancio di euforia.
Durante il tragitto fummo graziati da un costante bel tempo, eppure era come se il sole non scaldasse affatto e l'aria fosse satura di un'umidità che non si confaceva a quella stagione. A mano che proseguivamo, ci rendemmo inoltre conto che le genti che popolavano i villaggi, diversamente da quelle che avevamo incontrato precedentemente, erano taciturne e con gli sguardi velati di malinconia, e le fanciulle si lasciavano possedere, senza manifestare passione o desiderio, tanto che l'amplesso con loro era triste e assolutamente inappagante. Tutto ciò coincideva con i racconti che erano proliferati fino a Sparta, dove si parlava di una strana e inesplicabile malattia che colpiva la mente e l'animo delle popolazioni di quella regione. Un morbo che non affliggeva il corpo, che non produceva pustole o piaghe, ma che portava un inesorabile desiderio di porre fine alla propria esistenza a seguito di un lungo periodo di depressione. Tutto questo, per quanto magnificamente tremendo, potemmo verificarlo coi nostri occhi increduli e ascoltarlo con le nostre orecchie intimorite. Non c'era giorno in cui non ci imbattessimo in cortei funebri, in stuoli di donne in lacrime e uomini sconsolati, e tutti loro, con la voce tinta di grigio, raccontavano di figli, parenti e amici che si erano concessi alla morte nelle maniere più varie e senza motivi, se non un'inspiegabile sfiducia nella vita. Più avanzavamo verso il termine della penisola e più osservavamo i visi solcati di lacrime e sguardi offuscati da un sentimento apatico di malessere. La natura medesima, spaventoso a dirsi, pareva contagiata da quel disturbo. I colori dei fiori erano pallidi, il loro profumo ridotto a un odore disperato, e qualunque frutto mangiassimo non aveva sapore se non quello della tristezza. Alle storie che conoscevamo se ne aggiunsero altre, vicende misteriose che si avvolgevano attorno a una indecifrabile persona, una donna venuta da chissà dove, che viaggiava da sola e che aveva percorso la costa intera, terrorizzando quanti udivano i suoi lugubri lamenti e i suoi gemiti. I versi di chi ha perso ogni persona amata, ogni conforto della vita. Per quanto spaventevole e detestabile fosse, e malgrado non si fosse mai avvicinata a un villaggio o avesse osato rivolgere a qualcuno la parola, in breve tempo al suo dolente vagabondare si unì una processione di fanciulle che facevano da coro ai suoi lamenti e ai suoi pianti, fuggendo di casa contro il volere dei padri, pur di congiungersi al suo seguito straziante. Ci venne riferito che la donna piangente e il suo piccolo gruppo di ancelle gementi si erano stabilite presso un isolotto di rocce e massi enormi, dove neppure le erbacce più coriacee e maligne trovavano di che vivere. Quando raggiungemmo la costa, il cielo venne offuscato da una nebbia che riduceva il sole a una smorta moneta senza valore avvolta da fumi mortiferi, e in quella bruma color cadavere lo vedemmo. Oh, apparizione dell'Ade! Oh, manifestazione infausta! La sagoma dell'isolotto si indovinava scura e grottesca nell'attescente grigiore della foschia, e tale fu l'apprensione che ci instillò nel cuore da far vacillare il nostro proposito di approdarvi. Ma ancora non avevamo capito quanto inaudite fossero le cose che ci attendevano laggiù, e il pensiero di tornare a Sparta senza aver avuto il coraggio di affrontare un gruppo di donne pazze era più spaventoso dell'idea di raggiungere quel luogo macabro. Trovammo 2 imbarcazioni presso la casetta di un pescatore, il quale penzolava da una trave già da un bel pezzo, a giudicare da come i gabbiani si erano saziati delle sue carni marce, e per mezzo di queste ci spingemmo su quell'infelice mare color piombo, rabbrividendo sotto i nostri mantelli per via delle umide effusioni che la nebbia ci elargiva. Il freddo era intenso, innaturale, e faceva sbocciare nelle nostre menti i pensieri più cupi e i ricordi più splenici. Quando il fondale ghiaioso grattò le chiglie delle nostre imbarcazioni, fummo accolti dal tetro suonare di innumerevoli festoni di conchiglie che qualcuno, usando fibre ricavate dalle alghe, aveva intrecciato su strutture di pali sbilenchi infilzati sulla spiaggia pietrosa. Sfoderare i nostri Xifos non ci diede il conforto che avevamo sperato, quando iniziamo a incamminarci fra quei massi giganteschi, accompagnati dal lamento delle onde e dal secco tintinnio dei gusci marini. Non c'erano sentieri,
Solo una salita di pietre simili a teschi di infante che portava a un caotico mucchio di pietroni che si innalzavano svanendo nella bruma densa. Non era la paura il sentimento predominante, bensì la malinconia, l'infelicità, la mestizia. Tutto in quel luogo sembrava gettare su di noi un tenebroso incanto per mezzo del quale, come corpi sospinti in superficie da oscure correnti, riaffioravano rimembranze miserabili. Rividi il triste giorno in cui venni separato dalla mia famiglia per entrare a far parte della Gauguin, le esequie di mio padre, i momenti in cui i miei compagni caddero sotto i colpi dei persiani e tante altre dolorose vicissitudini che mi si conficcavano come gelidi spilli nell'animo. Mi accorsi delle mie stesse lacrime solo quando le sentii scorrere fra la barba. Con sorpresa scoprii che anche i miei compagni piangevano, dapprima in silenzio, poi dando sfogo al loro dolore sempre più intenso con gemiti e singhiozzi. Il primo a cedere fu Crimon. Si arrampicò su un masso e si lanciò dalla scogliera, mentre arrancavamo su quelle scabrose forme di roccia, risalendo le asperità di quell'isola maledetta. Ai nostri pianti fecero eco altre voci sofferenti che intrecciavano una mesta litania. Soffocati da memorie sempre peggiori, i miei compagni e io ci arrampicavamo con fare disperato. Ogni tanto qualcuno di noi stramazzava, scosso dai singhiozzi, e si trafiggeva il corpo con la propria lama, oppure si scagliava giù dalle rocce, trovando la morte sugli scogli sottostanti. E nel compiere questi suicidi urlavano nomi, chiedevano di essere perdonati e assolti da colpe mai sanate, belavano suppliche che la nebbia assorbiva nelle sue viscere lanose. Quando raggiunsi la cima, all'ingresso di quel rozzo tempio di blocchi di pietra nera, ero rimasto solo. Il mio mantello e la mia tunica mi si stavano disfacendo addosso e con orrore notai che la fulgente lama della mia spada era incrostata di ruggine, come se pure il duro metallo non avesse scampo alcuno dalla corruzione di quel luogo atroce. Di fronte a me si manifestava lo spettacolo più osceno, terribile e sconvolgente sul quale avessi mai posato lo sguardo. 1000 e 1000 volte più tremendo delle armate che avevo visto scagliarsi contro di me in battaglia. I corpi lividi, tesi e nudi di una decina di ragazze si contorcevano in una danza immonda e selvaggia attorno a una cinerea figura. Vederla mi fece trasecolare, perché era come osservare la stessa disperazione, l'umana forma del pianto, il viso della tristezza assoluta. Il suo corpo era una grigia crisalide amorfa di vesti senza colore, sulla cui sommità torreggiava un capo cinto da un diadema corroso di impurità, dove tutte le perle e le gemme erano andate perdute o si erano annerite come stelle troppo sconfortate per ardere. Da sotto il rado velo dei capelli che le scendeva dalla fronte si intravedeva un volto ossuto e levigato da lacrime eterne, splendente di un'angoscia sublime e non umana, da un'afflizione che era anche trionfo, ammesso che qualcuno possa soffrire e allo stesso tempo gioire di tale dispiacere. Dal suo corpo irradiava un lucore morto che proiettava sulle nere pareti le ombre guizzanti delle sue ancelle, le quali, se possibile, erano forse ancor più spaventose di lei a vedersi. La loro tristezza era tanto sconfinata da raggiungere l'estasi. Il loro pianto era un canto glorioso, i loro gemiti suonavano come risate euforiche, le loro convulsioni somigliavano a una danza magnifica, e il loro dolore si trasmutava in un'immonda, esecrabile preghiera che dava maggior lustro alla donna piangente, che immobile in mezzo a tanti esuberanti contorcimenti si beava di tale malefica gloria. Ero nauseato da tale scempio, tutte le mie membra fremevano, scudisciate dalla disperazione che le attraversava. La mia mano tremava dall'impellente desiderio di trafiggermi con la mia stessa lama, di interrompere quell'insopportabile sconforto che rendeva la mia vita, ogni vita, un qualcosa di inutile e patetico, frutto del nulla e che nel nulla sarebbe strisciata di nuovo. Facendo appello a un minuscolo lume di ardimento che ancora brillava in mezzo a quella landa arida che era divenuta la mia anima, contrastando la depressione con la furia che mi aveva guidato in battaglia, liberai un urlo che si mescolò ai pianti ridenti delle miserabili serve della donna piangente. Mi scagliai su di loro con la stessa brutale violenza che molti nemici avevano sperimentato, colpendole e infilzandole. E quando la rugginosa lama dello Xifos si spezzò,
Usai le mie stesse mani per strangolare le poche superstiti. In tutta quell'orrenda orgia di lacrime e sangue non mi sentii mai crudele. Stavo liberando quelle povere giovani da una sorte amara, dall'essere schiave di quella creatura rivoltante, obbligate a creare e nutrirsi della disperazione come le api fanno con il miele, elargendolo alla loro mostruosa madre regina. Quando l'eco del rantolo dell'ultima di loro si spense, sfinito e ansimante mi volsi per combattere con l'artefice di tutto quel male, ma il tempio era vuoto. Mi precipitai fuori e vidi quell'abominio ergersi su uno sperone di granito, le vesti che si dimenavano al vento simili a vele stracciate di un triste relitto. Mi omaggiò con un prolungato e lugubre ansito doloroso, nel quale vibravano i pianti luttuosi delle madri di fronte alle tombe dei figli, i singhiozzi degli amanti, il cui cuore era stato spezzato, l'agonia dei prigionieri, le cui speranze di liberazione erano marcite in umide celle. E un attimo dopo le raffiche la dispersero, rendendola un tutt'uno con la nebbia. Ebbi la sensazione che un macigno mi si fosse sollevato dal cuore, e quando lasciai l'isolotto non feci ritorno a Sparta, né impugnai mai più un'arma, rifugiandomi in una terra lontana e assolata, dove le piante fioriscono tutto l'anno e la terra elargisce i frutti più dolci e colorati, spendendo ogni giorno della mia nuova vita in canti, balli e risate, affinché mai più gli influssi della tetra madre delle lacrime intacchino ancora i miei occhi. Il diavolo non parla, il diavolo sospira. Ho appreso della notizia stamani mentre andavo a fare la spesa. La prestigiosa Mar Costanza Accademia di Friburgo, la forgia di innumerevoli grandi stelle del balletto internazionale, ieri notte è stata devastata da un terribile incendio, bruciando come un cerino fino alle fondamenta. Quando ho comprato il giornale quasi ho avuto un mancamento. Sotto la fredda pioggia che flagellava i gotici tetti della città, sono tornata di corsa nel mio appartamento, desiderosa solo di sincerarmi che l'incubo che mi aveva perseguitato per tutti questi anni fosse finalmente concluso. Mi sono preparata un tè correggendolo con acquavite, un rituale che conservo solo quando qualcosa ha il potere di sconvolgermi. Sorseggio la bevanda calda e zuccherata, cercando di non prestare attenzione alla prima pagina del giornale, dove spicca una tremenda immagine di assi annerite e di muri segnati dall'azione rovente del fuoco. Dalco scioglie i nodi della tensione, rendendomi emotiva. Scoppio in lacrime, ma forse sto ridendo. La mia è una macabra euforia, una gioia mostruosa che mi scuote fino all'anima. Saranno morte tutte loro! Madame Blanche, l'elegante melliflua, e Miss Turner. Mein Gott, rivedo ancora il suo sadico sogghigno da iena. Saranno davvero morte, ridotte a scheletri calcinati? La mia mente in balia delle emozioni circumnaviga il quesito più importante. Eppure non posso evitare di domandarmelo. E lei? La madre? Sarà morta? Mio Signore, dimmi di sì, dimmi che anche lei non esiste più. Poso la tazza e il tremito che mi percorre le mani è un po' più quieto. Dispiego il giornale, la cui carta punteggiata di pioggia crepita sotto alle mie dita. Con occhi ansiosi e appannati tento di leggere i trafiletti che il cronista sgomento ha riportato. Per fortuna quella sera gli allievi erano tutti usciti a teatro a vedere Il bacio della fata di Stravinsky, e di questo ne sono felice, ma gran parte del corpo insegnanti risulta irrintracciabile, che mi fa ben sperare che siano rimaste coinvolte nel rogo. Dal giornale non posso apprendere altro. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme intorno a luna di ieri notte, ma non sono ancora riusciti a smuovere le macerie, che crollando su loro stesse hanno sepolto i piani più bassi di quell'antico edificio cinquecentesco, cancellando dal volto di Friburgo le sue mura color sangue e le sue geometrie contorte e violente, dentro le quali ho lavorato a lungo, avvertendo senza mai veramente comprendere una nota di sottile perversità che imbeveva l'aria imprigionata in quelle stanze, in quei saloni foderati di specchi, in quei corridoi decorati di vetri colorati,
dove ragazze e ragazzi dai corpi flessuosi e dalle membra d'airone si spostavano con una grazia ultraterrena, simile ad angeli e fate, personaggi di fiabe ancestrali fragili e dimenticate. I sigilli della memoria si spezzano e i ricordi, dapprima opachi e poi via via più vividi, mi colmano la testa. Ricordo la cucina dell'accademia, un regno d'acciaio e vapore, dove il clangore di mestoli e padelle rimbombava sulle pareti di piastrelle ingiallite. Non era un impiego semplice. Colazioni, pasti e cene non solo andavano serviti con una puntualità tirannica, ma dovevano essere cucinati seguendo le ferree istruzioni del dottor Verdegast, che seguiva la dieta degli alunni, i quali, in virtù dei loro allenamenti giornalieri, andavano alimentati con ogni riguardo e senza sgarri. Pur trovandosi nel medesimo edificio, le cucine e gli altri piani dell'accademia erano come due mondi diversi, regolati da diversi compiti e gerarchie. Gli allievi erano un frenetico crogiuolo di nazionalità, dove tedeschi, francesi, spagnoli e italiani, americani e svedesi si mescolavano, scelti non solo per la loro eccellenza nella danza, ma anche per essere tutti rampoli di famiglie con capienti portafogli, se capite quel che intendo. Il divario fra persone come me e gli aspiranti ballerini della Marcos era un abisso profondo e incolmabile che nessuno avrebbe mai potuto sorpassare, e di questo ogni inserviente della cucina era consapevole, eccetto Magdalena. Da quanto non ripensavo più a lei. Quella ragazza paffuta, dai capelli color carota, le cui burrose guance coperte da una costellazione di lentiggini si imporporavano sempre se un estraneo le rivolgeva la parola. Una delle persone più fragili e introverse che abbia mai conosciuto. Una scultura di cenere che crollava al minimo tocco. Mi ci vollero mesi prima di riuscire a entrare in confidenza con lei e venire a conoscenza delle sue ambizioni tanto segrete quanto irrealizzabili. Chiunque lavorasse come interno alla Marcos e sfiorasse l'aurea esistenza dei suoi allievi ne restava contagiato, come chi maneggiando una farfalla si ritrovasse con le dita sporche della polvere delle sue ali. Ma per Magdalena era diverso, del tutto diverso. Lei era come ammalata da tanto splendore, da tanta leggiadria. La sorpresi sovente a spiare gli studenti, gli occhi spalancati nell'ammirare i loro movimenti armoniosi, i loro corpi che sembravano capaci di librarsi in volo, lievi come nuvole e al contempo forti e dinamici. Ricordo bene i sospiri che sfuggivano dalle labbra di Magdalena, così carichi di sofferente desiderio nell'osservare un mondo che amava, ma che, per un gioco del destino, le sarebbe stato possibile sfiorare appena con le dita, senza mai riuscire ad afferrarlo. Magdalena amava la danza. Sono certa che durante il sonno la sua mente elaborasse fantastici sogni, nei quali era simile alle ragazze che frequentavano l'accademia, una sagoma fuggita da un quadro di Edgar Degas, eterea, seducente, sicura di sé, così diversa dalla persona che sgobbava in cucina, che subiva i rimproveri di Miss Turner a testa china, che parlava sempre a voce bassa e qualche volta piangeva in segreto, goffa e impacciata nei movimenti quanto nel carattere. Giorno dopo giorno udivo quei suoi sospiri e credo di non aver mai udito suono più angosciante e spaventoso. La tetra musica dell'arrendevolezza, un suono di speranze spazzate via da un gelido vento invernale, come quello che frustava la città di Friburgo in quei giorni lontani. Ero la sua sola amica, pertanto fui io a captare per prima il delicato ma lugubre cambiamento che stava avvenendo in lei. Perché la Marcos non era solo un luogo di raffinatezza e ostentazione, dove la tradizione del ballo trovava il suo massimo apice. Si avvertiva anche qualcosa di strano, di infido e segreto fra le sue mura riecheggianti di musica e del trappestio dei passi di danza. Era una sensazione costante, indefinibile, come il vago malessere di un morbo sconosciuto o l'effimero cattivo odore che esala da un terreno che cela alla vista qualcosa di marcio. Oh, e qualcosa di marcio c'era di sicuro alla Marcos Dance Academie. Ora lo so, ma a quei tempi potevo solo intuirlo. Fu dopo le vacanze natalizie del 1967 che Magdalena cominciò ad accusare quei sintomi strani. Da circa 2 mesi condividevamo un alloggio nella Gauckstrasse e pertanto potei assistere all'inquietante evolversi del suo disturbo. Al mattino si destava con una faccia smunta e spossata, con vivide occhiaie scure a decorarle gli occhi, mantenendo per tutto il giorno un atteggiamento svogliato e flemmatico. Più taciturna del solito, non apriva bocca se non per emettere quei lunghi, sconsolati sospiri. Poi, verso l'inizio di febbraio, la situazione peggiorò. Incubi. La povera Magdalena ne era tormentata.
Quasi ogni notte mi svegliavo di soprassalto, destata dai suoi strilli terrorizzati. Non so davvero descrivere l'espressione che palpitava sul suo volto teso e pallido quando accorrevo in camera sua. Lo sguardo era infiammato da uno sconvolgimento brutale, come quello di chi ha scorto il demonio in persona. Dapprima si rifiutò di rivelarmi cosa l'affliggesse, limitandosi a colpevolizzare il duro lavoro nelle cucine dell'accademia. Ma in capo a un mese la situazione divenne insostenibile. Io stessa l'accompagnai dal mio medico, un bravo dottore che aveva lo studio a qualche isolato dal nostro. Ma anche i sonniferi che le prescrisse non riuscirono ad attenuare le visioni spaventose che animavano il suo sonno. Pian piano, con il fare timoroso e imbarazzato di chi rivela un segreto scandaloso, Magdalena iniziò a mettermi a parte del tormento che l'affliggeva. Nei suoi sogni percorreva sempre un corridoio tenebroso, nella cui penombra indovinava strane scritte in caratteri a lei ignoti che scorrevano lungo le pareti in un intrico di fogli e grappoli affrescati. Qualcosa la attraeva verso il fondo di quel percorso, una forza irresistibile ma anche detestabile, un potere che le intrappolava il cuore in una ragnatela viscida e gelida. Diceva di ascoltare rauchi, terrificanti e mesti sospiri giungere dall'oscurità, versi immondi emessi da una cosa che non vedeva, ma che la spaventava come nulla al mondo, ripugnandola a un livello atavico, così come l'avrebbe impaurita un ragno o una serpe. Quei sospiri non terminavano mai, facendosi più forti, più angoscianti, modulandosi nel fiacco tentativo di comporre parole, di pronunciare un nome, il suo nome. Allora nelle tenebre si accendevano due occhi mostruosi, lucenti di malata luce giallastra, stanchi e pur gravidi di una malevolenza così devastante da paralizzare il cuore. Qualcosa strisciava fuori dal buio, ma Magdalena si destava sempre un attimo prima che l'entità si mostrasse. Ma anche così, anche quando si trovava sudata e urlante nel proprio letto, aveva la sensazione che l'essere le si fosse accostato un poco di più della volta precedente, che fosse lì in camera con lei, che l'avesse inquinata con le sue mani sudice di malvagità e veleno. Io non sapevo se quelle visioni fossero il manifestarsi di follia o di altro. Ero consapevole soltanto del panico che quella situazione mi instillava e della mia assoluta impotenza a riguardo. Giorno dopo giorno Magdalena stava costantemente peggio, sfibrata e senza forze, perseguitata da una paura sempre maggiore, sempre più paranoica e angustiante. Si era convinta che il malessere fosse originato da qualcosa di reale che dimorava nell'accademia, una forza maligna che si era in qualche modo connessa a lei e si alimentava del suo desiderio inappagato di poter diventare ballerina. All'inizio non credevo a quei deliri, ma ne ero comunque intimorita. Reali o immaginari era chiaro che i loro effetti le nuocevano gravemente, al punto che aveva iniziato a manifestare episodi di autolesionismo, e di tanto in tanto la scorgevamo fissare il vuoto, esalando quei lugubri sospiri, bisbigliando parole che sembravano il frusciare di vecchie pergamene. Talvolta credetti persino di udire qualcosa di sensato, o perlomeno di decifrabile, in quelle sue mormoranti litanie. Un nome in latino, Mater Sospirorum. Mi resi conto con sconcerto che la follia nella quale Magdalena stava sprofondando mi aveva in qualche modo intaccata. Di colpo, l'accademia di danza mi sembrava un luogo pieno di ombre e la sua struttura mi appariva fragile e ingannevole come il fondale di un teatro perverso, dietro al quale si contorcevano realtà oscure e brutali, riecheggianti di sospiri. Friburgo stessa mi divenne ostile, cupa e disperata. Attraversando la Rathausplatz mi sentivo sbirciare da presenze invisibili e tremavo convulsamente quando venivo avvolta dall'ombra gotica del Münster, allungando il passo per sfuggire allo sguardo pietrificato dei suoi grotteschi doccioni. Anche le insegnanti della Marcos iniziarono a inquietarmi. Secondo Magdalena, che ormai evitava le docenti come la peste, quelle donne non erano chi dicevano di essere, ma erano tutte adepte della misteriosa, crudele entità che abitava l'accademia. Ormai la poverina era nel pieno di un delirio che l'aveva esiliata oltre i confini del reale. Anche dopo che si fu licenziata non riuscì a trovare quiete. Sempre più macilente e debilitata, con il cranio bianco che le si indovinava fra la trama sempre più rada dei capelli un tempo floridi, mi raccontava con parole tremule delle sue visioni, dei suoi sospetti, gelandomi il sangue con resoconti nei quali descriveva l'orribile sensazione che qualcuno penetrasse nella sua stanza ogni notte, a dispetto della porta e della finestra ben chiuse, e che si sedesse sul suo petto, soffocandola, rubandole la vita a poco, nutrendosi dei suoi desideri. E questa cosa sospirava,
Sospirava come chi si arrende a un destino infausto, chi non si ribella, chi accetta di languire nelle ombre. Ovviamente cerca di portarla alla ragione, di rassicurarla, ma ogni mio sforzo fu mutilato quando mi mostrò un oggetto che non poteva appartenere a lei. La mia voce scaturì incerta e venata di panico quando le chiesi come l'avevo ottenuto. Magdalena mi raccontò che la notte prima la cosa che ormai la tormentava da mesi era tornata a visitarla, ma che questa volta era riuscita a ribellarsi a lei, almeno per un momento, il tempo sufficiente per attigliarle le logore vesti e strapparle dai veli quel fermaglio, un iris di lapislazzuli, uguale a quello che ogni insegnante della Marcos sfoggiava sull'abito. Lo stesso giorno in cui nella mia mente confusa si fece strada il sacrilego, orribile pensiero che ci fosse del vero in quel che Magdalena stava vivendo, che non fosse solo una sua tragica fantasia, mi macchiai della mia colpa più ignobile, un'infamia dalla quale mai avrò sollievo. Approfittando di un momento in cui Magdalena non era in casa, gettai tutta la mia roba in valigia e scappai. Non dissi nulla, non le lasciai neanche un biglietto. Ero terrorizzata, troppo terrorizzata per condividere la sorte di quella ragazza. Immaginare che abitando insieme a lei avrei potuto incappare nel medesimo destino era ragione sufficiente ad allontanarmi. Come aveva precedentemente fatto la coinquilina, mi licenziai dal lavoro nelle cucine dell'accademia e riuscii a trovare un impiego piuttosto in fretta presso un piccolo albergo. Di Magdalena non ebbi più notizie, fino a quando, 3 settimane dopo, i giornali non parlarono di un efferato e incredibile delitto. Il corpo atrocemente mutilato di una ragazza era stato scoperto proprio sulla torre campanaria della cattedrale. La polizia non aveva la minima idea di come qualcuno avesse potuto trasportare lassù un cadavere attraverso porte chiuse a chiave. Inoltre, sia le labbra che le palpebre della vittima erano state cucite utilizzando una ciocca dei suoi stessi capelli. Quando scoprì l'identità della morta ebbi uno shock. Si trattava di Magdalena. Cedetti per la seconda volta alla vigliaccheria quando gli investigatori mi condussero alla stazione di polizia per interrogarmi in qualità di conoscente della vittima. Non rivelai nulla, neanche un particolare che potessi in alcun modo collegare l'orribile omicidio della mia amica all'accademia, terrorizzata dall'idea di spaventose ritorsioni se avessi osato parlare. Il delitto rimase insoluto e io convissi per oltre 10 anni con questo dilaniante senso di colpa, evitando accuratamente di parlarne, facendo persino finta di non aver mai conosciuto Magdalena o di aver mai prestato servizio alla Marcos. Ieri notte, però, c'è stato l'incendio. E adesso, chiusa nel mio salotto, mentre la pioggia colpisce le finestre, mi sento come liberata da un'invisibile prigione. Sento le gambe deboli mentre mi alzo dalla poltrona e mi dirigo verso la credenza gallese. Tiro un cassetto e dal fondo ne estraggo una scatola coperta di polvere, sigillata con uno spago il cui nodo ho stretto 10 anni fa e che ora, con una certa riottosità, finalmente sciolgo. La spilla forma di iris c'è ancora, ma non si mostra come mi aspettavo e ciò mi induce a urlare e a posare la scatola. L'oggetto è annerito, crepato, come se fosse stato sottoposto a un grande calore. Il mio sgomento iniziale si sostituisce a una gioia che mi sconquassa il petto di singhiozzi. Rido e piango nello stesso momento perché adesso ho l'assoluta certezza che l'incubo è finito e che la mia Friburgo è libera. Ripenso alla cara, goffa e dolce Magdalena, ai suoi capelli rossi, alle sue lentiggini, ai suoi sospiri carichi di dolente desiderio. Un desiderio che appare ancor più triste pensando che lei non aveva nulla di che invidiare alle ballerine del corso di danza, che era bella e perfetta così com'era. Perché non sono riuscita a farglielo capire? Ma ora è tardi per i ripensamenti. Non ho più potere su ciò che è stato. Benedico le cause dell'incendio, qualunque esse siano, e penso che tutto ciò abbia un che di poetico, una sorta di giustizia divina. Del resto lo sanno tutti che non c'è modo migliore di un rogo per sconfiggere le streghe. Quando privi una persona della sua luce, lo spazio lasciato vuoto si colma di tenebre.
Può sembrare orribile, eppure non è sempre un male. Le tenebre, vedete, sanno dare consolazione, sanno ascoltare, possono capirci meglio di qualunque altro. Mi chiamo Dorian Dragomirov e sono certo che abbiate già sentito il mio nome, che mi abbiate visto nello spot del nuovo profumo di Hugo Boss, oppure sulle reti nazionali, dopo che scatenai una rissa all'Olympus, il nightclub sulla strip dal quale sono stato bandito a vita. Ho 3 casinò, 6 ristoranti di lusso, guido una Ferrari 488, che andrà presto a schiantarsi come tutte quelle che l'hanno preceduta, e una mia edizione limitata di bottigliette d'acqua è appena uscita nei principali centri commerciali d'America, alla modica cifra di $10. Forbes afferma che sono uno dei più grandi influencer del XXI secolo e Wikipedia, dopo i miei dati anagrafici, riporta una serie infinita di sostantivi: imprenditore, blogger, internet personality, gambler. Vi sembro uno che se la tira? Bene, è proprio quello che volevo, perché è vero, me la tiro un sacco. Ma badate, ne ho ogni diritto. Tutto quello che possiedo, le ville, le auto, le donne, me le sono guadagnato attraversando le valli dell'inferno e ho ancora le piante dai piedi che bruciano. Il potere, quello reale, ha un costo altissimo, molto più alto di quanto le vostre piccole menti limitate possano concepire. Comincio ad annoiarvi, vero? Credete che il mio sia solo un monologo con il quale amo autocelebrarmi, innamorato come sono del suono della mia voce? Beh, non posso negarlo, ma non è sempre stato così. Dorian Dragomirov non è che l'insetto uscito da un bozzolo di dolore, un bozzolo che si chiamava Dmitry Smirnov. In Russia le persone che di cognome fanno Smirnov compongono circa l'1,8% della popolazione totale del paese. Questo per dirvi che ero un granello in una spiaggia, un volto fra tanti altri. Hugo Boss non mi avrebbe mai scelto come testimonial, poco ma sicuro. Sono nato a Provoskve, un paesino siberiano finito sotto le luci della ribalta per aver dato i natali a Rasputin, ma crebbi in un posto altrettanto miserabile, un malmesso sobborgo di Phoenix, dove la maggioranza erano ispanici dallo sguardo truce e sul quale il deserto di Sonora soffiava il suo alito arido e salino. La mia vita, come Dmitry Smirnov, è l'eco di un eco, una storia di quotidiana disperazione, di povertà e razzismo che a malapena riesco a concepire come una parte di ciò che sono. A quei tempi era difficile guardare al futuro e immaginarsi al volante di una Ferrari ultimo modello o limonare con l'attrice del mese sul divanetto di un separé della discoteca più esclusiva di Los Angeles. Il periodo peggiore lo vissi durante il liceo, come ci si poteva aspettare. Ogni volta che varcavo la soglia di quell'edificio bianco e anonimo, mi sembrava di entrare in una di quelle carceri che tramutano gli uomini in bestie. Ero pieno di luce all'epoca. Questa è una cosa che ho imparato. Tutti veniamo al mondo pieni di luce, finché qualcuno non decide che non dobbiamo più brillare e ci spegne. Fu il liceo sulla Saguaro Road che estinse la mia luce, risucchiandola via poco alla volta, umiliazione dopo umiliazione. Arrivai al punto di odiare ciò che ero, ogni cellula del mio corpo, ogni fibra di me. Il mio accento, il mio nome, il colore dei miei occhi, tutto mi sembrò sbagliato, mostruoso, da cancellare. La mia esistenza si trascinava monotona e odiosa, simile al deserto, una landa vuota, senza vita, strisciante sotto a un sole crudele. Ogni mio urlo si perdeva nella desolazione, finendo inascoltato, inutile. Non chiedevo né fama né soldi all'epoca. Mi sarebbe bastato un sorriso, un invito a una festa, una pacca sulla spalla, un amico con il quale condividere la solitudine.
E invece ricevetti sgambetti, risate sprezzanti, nomignoli dispregiativi. Nessuno venne in mio soccorso. Nessuno mantenne vivo il lume che si andava indebolendo dentro di me. Fu allora che chiamai le tenebre. Non lo feci consapevolmente, certo che no. Vennero a me come attratte dall'oscuro magnetismo della mia ira, dall'agonizzante ricerca di qualcuno che mi volesse bene. Se Dio si mostra sordo ai tuoi richiami, a chi puoi rivolgere le preghiere se non al diavolo? Fu quello che feci, seppur non in maniera cosciente. Non iniziai a vestirmi d'Ark, a portare pentacoli al collo o ascoltare musica di Marilyn Manson, né persi tempo a supplicare i demoni fumando marijuana davanti ad altarini illuminati da candele nere. La tenebra mi trovò grazie ai sogni. Dapprima non pensavo avessero un significato. Chi mai presta davvero attenzione ai propri sogni? I primi tempi non conservavo alcun ricordo di quanto la mia mente scorgeva nel sonno, ma mi destavo avvolto in strane emozioni febbricitanti. Non avevo mai sperimentato nulla di simile, un senso nel quale un profondo terrore si mescolava a un'euforia quasi sessuale. Con l'avvicinarsi dell'estate riuscii a mantenere il ricordo del contenuto di quei sogni, spezzoni vaghi e confusi, nei quali vagavo fra le asperità del deserto, circondato dalle grottesche e folli sagome delle rocce simili a corpi contorti in una straziante agonia, avvampanti sotto il desolato albore giallognolo di una falce di luna in un cielo di pece, dove altra luce non ardeva. Come descrivere le sensazioni che sperimentavo in quel peregrinare? Con quali termini definire il sentore strisciante che mi accarezzava languidamente, che mi attraversava, quasi che il mio corpo onirico non fosse più solido del fumo? Mi trovavo nel deserto, lo stesso brullo e polveroso territorio che circondava la città. Eppure, allo stesso tempo, non era il mio mondo, ma una dimensione dove la tenebra era viva e cosciente, uno sconfinato essere vivente che mi chiamava a sé, mi invitava, non con il suono di una voce, ma a livello più intimo, come se parlasse alla mia anima. Quei sogni mi sconvolgevano. Li trovavo repellenti e seducenti in egual misura. Ogni notte venivo invaso dall'ambivalente speranza di non sognare e di sognarli ancora, terrorizzato e ammaliato. Al risveglio mi trovavo teso e sudato, con la testa pulsante e la mente infiammata dallo strascico incoerente di quelle visioni illogiche. Ricordavo di essere giunto a quello che pareva un tumulo, sul quale, irradiato dalla rancida luce di quella sottile luna ghignante e malata, svettava un albero mostruoso, così antico che pareva fossilizzato. Il tronco che si curvava in mille forme orribili, la corteccia stratificata a plasmare quelli che mi parvero decine di volti sciolti e urlanti. Ai suoi rami sinuosi, coperti solo da pochi aghi verdi, erano attaccati decori di ossa sbiancate. Un teschio allungato, forse di un cane o di un coyote, pareva fissarmi con le sue ampie orbite turgide di oscurità. Sotto, alle radici nodose, saldamente ancorate al terreno roccioso, si apriva la bocca di quella che pareva una miniera. Il buio che vi stagnava era denso e tanto fitto che i timidi raggi di luna non osavano violarlo. Dall'interno dell'imboccatura priva di luce una forza mi attirava e io non potei far altro se non assecondare quel richiamo. I sonagli d'osso appesi ai rami dell'antico albero si animarono intanto che mi approssimavo alla grotta. Tibie, costole, vertebre, femori esalarono una quiete e lugubre melodia, cozzando gli uni sugli altri, mentre le fauci del lungo teschio canino
presero a fremere, producendo un orribile ticchettio spasmodico che aumentava il suo ritmo man mano che mi avvicinavo. C'era qualcosa nascosto nel buio, una forma più nera delle tenebre stesse, il condensarsi di ogni terrore mai provato dal cuore umano. Eppure, nonostante il mio sgomento, sentivo che non mi avrebbe torto un capello, anzi, la sua presenza era in un certo modo rassicurante. Era lì per accogliermi, per darmi ciò che le altre persone non volevano darmi. E mi destavo sempre nello stesso punto, quando il mio corpo veniva fagocitato dalle ombre. Ben presto presi consapevolezza che quelli non erano normali sogni, ma un messaggio che qualcosa mi inviava dal deserto. Ricordo il giorno del mio viaggio come se anche quello fosse una visione avuta nel sonno. Giorni e giorni di vagabondaggi, spossato dal sole, torturato dalla sete. Il deserto mi chiamava con voce appena percettibile. Non sapevo dove stavo andando. I miei passi erano guidati da forze ultraterrene, la mia mente annebbiata dal delirio. Procedetti come un morto redivivo, ignorando i serpenti che mi attraversavano la strada o gli sguardi perplessi degli avvoltoi appollaiati sulle rocce. Sapevo solo una cosa. Lei era femmina e mi stava chiamando. Ero a un passo dalla morte quando scorsi la contorta sagoma dell'antico albero svettare nell'aria tremula sopra il tumulo. Con le poche forze residue corsi in quella direzione. Caddi, ferendomi sulle pietre roventi, la terra assetata che si abbeverava del mio sangue. Senza badarci, senza neppure sentire il dolore, strisciai fino alla grotta e il mio sguardo fu agganciato da qualcosa in alto. Non c'erano decorazioni d'osso intrappolate fra i rami dell'albero, ma una carcassa di coyote che il sole aveva mummificato, riducendola a un flaccido sacco grinzoso dal quale sporgevano le angolosità dello scheletro. Il suo teschio, avvolto in una sottile pellicola, pareva sorridermi con zanne che riverberavano la luce feroce. Ero arrivato. Spostai gli occhi dalla carogna alla grotta. Malgrado fosse pieno giorno, il buio era totale, quasi che quella fosse la tana dove la notte andava a rifugiarsi durante le ore diurne. Rinvigorito da quello spettacolo tremendo, con il cuore agitato di paura atavica ed eccitazione, riuscii a tirarmi in piedi, avvicinandomi. Sentii le ombre coprirmi, il loro abbraccio gelido sulla mia pelle surriscaldata. Non vedevo nulla, ma non era un problema. C'era qualcosa a guidarmi. Nell'oscurità incontrastata procedetti su un dislivello pietroso. Il mio campo visivo fu affollato di forme strane, di colori cupi e terribili, le tinte delle piume degli uccelli dell'inferno. Strani simboli si intrecciavano di fronte a me, forme lucenti che però non dissipavano l'oscurità, ma anzi parevano infittirla. Vidi parole fluttuare nell'aria, espresse in ogni lingua umana passata e presente, ma tutte con lo stesso significato. Erano i due termini più antichi del mondo: madre e tenebre. Cosa avvenne poi? Non lo ricordo con chiarezza. È come provare a ricordare la propria nascita. Ho vago sentore di una forma sinuosa fatta della stessa materia di cui sono fatti gli incubi, armoniosa e terribile, bella come il peccato, spaventosa come la morte. Da lei venni confortato.
le mie ansie cancellate dai suoi baci, i miei dolori anestetizzati dalle sue carezze. Mi dissetò con il latte del buio, mi sfamò con l'ambrosia di Erebo. Mi fece suo amante e suo discepolo, e quando emersi dalla grotta, le mie labbra non facevano che pronunciare il suo augusto nome. Mater Tenebrarum, Mater Tenebrarum, Mater Tenebrarum. Lancio uno sguardo al mio Rolex d'oro. È quasi mezzanotte. Non posso più indugiare. I miei ospiti stanno aspettando. Abbottono i gemelli d'oro ai polsi della camicia dello smoking mentre guardo la notte che incombe su New York. Il cielo è nero, la luce delle stelle è divorata da quelle della città. Solo la luna resiste a quel banchetto cannibalistico, una luce sottile, arcuata come un ghigno. Rispondo al suo sorriso folle ed entro nell'ascensore. La cabina si solleva e mi rammenta l'ascesa che ho compiuto nel tempo. Dopo che emersi dalla caverna, la mia vita non fu più la stessa. Abbandonai Phoenix, abbandonai la mia famiglia, mi sbarazzai del mio nome al pari di un serpente che muta la pelle. Ogni scelta che facevo si rivelava vincente. Ogni mia azione, anche la più avventata, fruttificava in successi e denaro. Con la mia tenebrosa musa a sussurrarmi all'orecchio formule più antiche dell'universo, nessun ostacolo resisteva alla mia avanzata, e con la giusta arma il mondo è un territorio estremamente facile da conquistare. Le sue genti non sono che pecore alla spasmodica ricerca di un capo da idolatrare, di un altare sopra cui immolarsi, di un dio da venerare. Dorian Dragomirov divenne quel dio, simboleggiai tutto ciò che ogni umano brama: successo, bellezza, potere. Tutti vorrebbero essere me, tutti vorrebbero toccarmi, baciarmi, persino mangiarmi, se ciò servisse a travasare in loro la mia potenza. Mi seguono su Instagram, mi bramano su YouTube, mi desiderano su Twitter. Farebbero di tutto per compiacermi, eseguirebbero ogni mio comando. Avevo 17 anni quando trovai quella grotta nel deserto. Ora ne ho 37 e sento che il ciclo sta per concludersi. Non sono nervoso, non provo paura, solo un senso di appetito, come quando si pregusta una cena a lungo attesa. Una cena che va servita fredda. Le porte dell'ascensore si spalancano su un corridoio di marmo di Carrara, le cui plafoniere diffondono una soffusa luce su busti di satiri di epoca romana e su quadri che raffigurano baccanali dell'antica Grecia. Sfilo tra quelle opere d'arte senza guardarle, avvicinandomi alla porta in fondo al corridoio con sicurezza, rammentando il giorno in cui entrai nell'antro del deserto. Dalla grande sala proviene il brusio di una cinquantina di persone che, come mosche, sciamano attorno al buffet, rapinando i vassoi del vino italiano e delle tartine. Faccio il mio ingresso con discrezione, chiudendomi la porta alle spalle. In quel ronzare di conversazioni, il piccolo scatto metallico della serratura passa inascoltato. Mi volto e ho tutti i loro occhi puntati addosso, ammirati e adoranti. Ognuno di essi è un nome grosso della finanza, dello sport, del cinema e della musica. Ma c'è anche qualche plebeo. Si riconoscono immediatamente. Sono quelli più vicini al tavolo del buffet, parassiti che ingrassano alla corte del re, gli stessi che non mi permettevano di mangiare al loro tavolo alla mensa scolastica. Il potere dei social è senza limiti. Li ho rintracciati, tutti loro, nessuno escluso. Hanno subito risposto al mio appello, attirati dalla promessa di una notte come mai ne hanno sognate, una serata di gala in cima all'Olimpo, a tu per tu con le divinità del XXI secolo.
Una delle lampade sfarfalla. Ogni volta che la luce lascia spazio alle ombre, mi pare di intravedere una sagoma femminile, il corpo nudo e flessuoso di adolescente, gli occhi di luce lunare. Sorrido e avanzo nella sala con camminata sciolta, sicura. I gemelli cadono dai miei polsi, ticchettando sul pavimento. Li seguono il Rolex, il papillon e la giacca. Non mi fermo, non guardo nessuno, ignoro la selva di cellulari che si solleva su di me quando, sempre con la massima nonchalance, mi sbottono la camicia e me la sfilo come se fosse una seconda pelle, mettendo in mostra i tatuaggi che mi si contraggono sui muscoli. Dal gregge si leva un mormorio incredulo, qua e là crepita qualche risatina, oppure un verso a metà fra lo scandalizzato e il lussurioso. Con un fruscio i pantaloni dello smoking mi scivolano giù dalle gambe. Li scalcio via, liberandomi anche delle scarpe, delle calze e infine dei boxer di Calvin Klein. I flash scintillano attorno a me. Sotto le piante dei piedi nudi percepisco i leggerissimi solchi che, attraversando il pavimento, si intrecciano e si intersecano a comporre una complicata figura, le cui geometrie perfette non sono state concepite dalla mente dell'uomo. Sono più che sicuro che nessuno di coloro che affollano la stanza le abbiano notate, presi com'erano ad ammirare gli affreschi, la skyline che si profila oltre le vetrate, oppure l'enorme pavone di ghiaccio al centro del tavolo principale. Ora, però, è me che stanno guardando. Sono io quello che filmano con i loro smartphone, pregustando il momento in cui potranno postare l'ennesima follia di Dorian Dragomirov sul web e vantarsene nei giorni a venire. Ma non sanno una cosa: per loro non ci saranno più altri giorni. I loro giorni finiscono stanotte con me. Mi sdraio sul pavimento, proprio dove le linee si congiungono a formare una sagoma umana fatta di spirali sinuose, realizzata per combaciare con il mio corpo. La mia pelle si imbeve del gelo della pietra sotto di me e con esso sento affiorare un grande potere che si accresce di attimo in attimo, usandomi come catalizzatore vivente per manifestarsi. I lampadari sfrigolano e la luce produce un ansimante balbettio elettrico prima di spegnersi. Il buio viene accolto da un coro di stupore, speziato dalla prima eccitante ondata di panico. Sorrido, un attimo prima che i miei muscoli si contraggono dolorosamente. La gola mi si stringe e qualcosa pare soffocarmi, risalendomi fino alle labbra e sgorgando fuori al pari di un geyser. Malgrado l'oscurità lo vedo lo stesso, un tumultuoso, amorfo turbine di tenebre che si innalza verso il soffitto. Odo il tumulto terrorizzato della folla, le loro urla di panico che rimbombano ovunque, il trapestio dei loro piedi in fuga, bicchieri che si schiantano al suolo, pugni battuti contro la porta chiusa a chiave. Sopra di me il vortice si contorce in una forma che non vedevo da tanti anni, ma che subito trova riscontro nella mia memoria. Il corpo armonioso nero come l'ebano, lucido come il vetro vulcanico, il suo sguardo feroce, irradiato di un bagliore folle che nel corso della storia ha ispirato tutti gli assassini e devastato la mente dei suicidi. È stata lei a guidare la mano di Bruto contro suo padre ed era lei a reggere la coppa colma di veleno a Cleopatra. Operò al fianco di Rana Valona, assistette ai sacrifici di infanti perpetrati dai sacerdoti Maya e ai genocidi messi in atto dai conquistadores. Fu la sua voce a sussurrare all'orecchio di Gilles de Rais e quello di Erzbet Báthory e tenne conciliabolo privato con Adolf Hitler nel buio della sua mente. E ora la madre delle tenebre, la principessa dell'oscurità, è qui di fronte a me.
la fiera chioma d'ombra che sparge riccioli nell'aria, il corpo da angelo, lo sguardo da demonio. L'ammiro scivolare senza peso verso il pavimento, generando nella folla gemiti e singulti di terrore puro e di cieco sgomento. Non provo pietà per loro. Il mio cuore ha da tempo cessato di nutrire sentimenti teneri verso i miei simili, da quando essi hanno fatto di tutto per oscurare la luce che era in me, permettendo alle tenebre di usarmi come veicolo della loro avanzata sulla terra. Chiudo gli occhi, stremato, mentre attorno a me comincia la mattanza, un'atrocità che è stata pianificata con anni di anticipo. L'ultima rata di un pagamento per un desiderio esaudito, un patto suggellato dentro il buio di una grotta. Le urla si innalzano tutte intorno, dissonanti versi animaleschi privi di umanità, spogliati di raziocinio, puramente istintivi. Il canto mostruoso di bestie al macello. Tengo gli occhi chiusi fino a quando anche l'ultima voce si esaurisce in un rantolo. Silenzio. Un suono lieve di piedi scalzi si avvicina. Non apro gli occhi. Non mi domando cosa sarà di me adesso. Non mi pongo interrogativi inutili sul mio destino, né formulo speranze illusorie. Le tenebre sono calate. Sia fatta la loro volontà.